benvenuti, oggi è martedì 5 settembre 2023. Il sole sorge alle 6.32 e tramonta alle 19.25. La luna sorge alle 16.08 e cala a mezzanotte e 7. Oggi si celebra Madre Teresa di Calcutta. Il nome Teresa deriva dal greco Teros, che vuol dire estate, ma c'è anche chi prova a ricondurre il nome Teresa all'isola Tera o Terasia che si trova nell'arcipelago di Santorini. Il suo numero fortunato è il 7, il colore l'arancione, la pietra è il berillo e il metallo l'argento. Rimuovere le ragnatele potrebbe non essere il massimo del divertimento, ma con alcuni semplici consigli imparerete a giocare d'anticipo. State al passo con il problema, pulendo le ragnatele non una volta al mese, ma di consueto, insomma almeno una volta a settimana. Usate un aspirapolvere per una soluzione rapida ed efficace. Spruzzate un po' di menta piperita negli angoli della casa, un odore che respingerà i ragni. Sono 72 gli anni per Michael Keaton, il cui vero nome è Michael John Douglas. Dopo aver tentato con scarso successo di diventare uno stand-up comedian, inizia prima a lavorare come cameraman, poi come assistente alla produzione in TV e teatro e successivamente come attore. Si trasferisce a Los Angeles e qui fa alcune apparizioni in sitcom come Mood e The Mary Tyler Moore Hur. In questo periodo decide di utilizzare il nome d'arte Keaton per evitare di essere confuso col suo omonimo Michael Douglas. Il punto di svolta della carriera quando il regista Tim Burton lo vuole con sé per interpretare Batman. Compie 51 anni Paolo Maria Iannacci. Figlio d'arte, diventa un musicista professionista dal 1988. La sua attività musicale è quanto mai poliedrica, compone infatti anche per il teatro, il cinema e la pubblicità. In qualità di arrangiatore ha prodotto tutti i dischi del padre Enzo dal 1994 al 2013. Infine, oggi compie 53 anni Leonardo Nascimento de Araujo, noto nel mondo sportivo col nome abbreviato di Leonardo. Legato al mondo del calcio brasiliano-italiano, l'ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo è entrato nell'area tecnica del Milan come direttore generale nel 2018. Durante la sua carriera ha indossato tra le altre le maglie di San Paolo, Valencia, Paris Saint-Germain e Milan. Ha allenato i rossoneri e l'Inter. Il 5 settembre del 1972, a 10 giorni dall'inizio delle Olimpiadi di Monaco, un comando dell'organizzazione terroristica socialista palestinese, Settembre Nero, irruppe negli alloggi destinati agli atleti israeliani del villaggio olimpico, uccidendone 2 che avevano tentato di opporre resistenza e prendendo in ostaggio altri 9 membri della squadra olimpica di Israele. Un ulteriore tentativo della polizia tedesca portò alla morte di tutti gli atleti sequestrati, 5 fedain e di un poliziotto tedesco. Nel telefono c'è la nostra vita, oggi lo smartphone contiene davvero qualsiasi cosa, dalle foto alle carte di credito. Solo l'idea di perderlo è frustrante, ma non è l'unico problema, esistono anche i malware. Cosa sono? Dei documenti o messaggi di posta elettronica in grado di apportare danni al telefono. Per capire se un truffatore è entrato, innanzitutto controllate se ci sono annunci che compaiono ovunque, indipendentemente dall'app che state utilizzando in quel momento. Poi altri segnali sono la scomparsa dell'icona dopo aver installato un'app, la durata della batteria più breve o la presenza di un'app che non conoscete. È il momento di ascoltare Marco Amato e le sue previsioni del giorno. Buongiorno ai 12. Oggi un caldo abbraccio tra Luna, Giove e Urano di mezzo creeranno delle dinamiche molto positive e le occasioni giuste per alcuni dei 12 per primeggiare nello zodiaco. Vediamo come. Ariete, la giornata di oggi potrebbe darvi proprio l'intuizione giusta su come in qualche piccola mossa riuscire ad ottenere un grandissimo risultato. Oggi anche come didatti o capi carismatici sarete ineccepibili. Toro, grandiosa è la configurazione di oggi che riporta un soffio di positività nella vostra vita, anche se la carne al fuoco è veramente tantissima. Non confondetevi e soprattutto aggiustate bene la situazione legale, economica e tutti quelli che possono essere stati gli incidenti che vi hanno visto sopperire ad una posizione molto complicata. Come recitano gli astri, a tutto c'è rimedio e potete confidare sempre su buoni consiglieri. Gemelli, giornata oggi che prevede
vede una tensione un po' maggiorata. Guardarvi intorno per voi è molto importante, proprio perché sentite il sospetto di tutta una serie di elementi che sentite inquiete dentro e intorno a voi. Analizzate bene, ma nessuna caccia alle streghe. Cancro, giornata oggi molto densa. Oggi potreste darci veramente dentro con il lavoro e soprattutto collaborare bene. Oggi la giornata vi richiederà di declinarvi in più mansioni, in più funzioni, ma troverete dentro di voi le energie necessarie. L'autodisciplina che vi state imponendo per adesso è veramente notevole ed encomiabile. Leone, giornata oggi che vede una Venere molto alle prese con una quadratura di Giove, Luna e Urano. Cosa significa? Dovrete fare i conti con le ambizioni e con l'entourage che avete intorno, anche difendervi se è il caso, tutelando le vostre ragioni e se è il caso anche legalmente. Imprevisti e punti di vista che vi mettono un po' in condizioni difficili lavorative sono gli ostacoli per adesso da affrontare. Vergine, la giornata di oggi è splendida per concludere degli ottimi affari. Luna, Giove e Urano tutti dalla vostra parte e con il furbo Mercurio dalla vostra, seppure ancora retrogrado, sicuramente, anche se non sarete nelle condizioni di agire, avrete l'assist giusto e fortunato. Sospiro di sollievo. Bilancia, la giornata di oggi è molto più mitigata dalla bella Venere che vi dà una mano. Marte ancora sembra volervi pungolare, spingere verso delle attrattive nuove. Una Venere lenta e poco convinta, però vi tiene ancora un po' fermi. Scorpione, la giornata di oggi è una giornata in cui prenderete coscienza di tanto, forse a volte un po' filosoficamente, forse a volte un po' con la razionalità di chi sa che occorre l'accettazione del problema per poterlo trasformare e superare, e in questo siete bravissimi. Del resto una delle vostre denominazioni è quello di essere il segno della crisi, è proprio in questo periodo che voi tirate fuori il meglio. Sagittario, giornata interessantissima visto che la Luna abbraccia il vostro Giove e lo rende un po' più veloce data la lentezza acquisita dai moti planetari che ancora non sono del tutto sbloccati. Eppure oggi vi troverete ad avere a che fare con delle novità che arrivano da amici o suggerimenti o assist veramente molto interessanti sia al lavoro che in una soffiata che potrebbe rivelarsi molto preziosa. Capricorno, giornata interessantissima con questo tripudio nei segni di terra che vi vede ambiziosi e trionfanti. Ora dovrete occuparvi però un po' di casa, famiglia, proprietà e logistica. Per i progetti futuri occorre prepararsi bene, pensate in grande. Acquario, giornata oggi che vede ben 3 pianeti assolutamente contro, lo stress sarà imperante, eppure in questo stato di tensione riuscirete comunque a mantenere ferrea la volontà di procedere. È da un po' che nonostante le tempeste che vi circondano andate sempre dritto alla meta senza troppo guardarvi intorno, il che vi ricordo vi rende sempre più affascinanti. Pesci, giornata oggi molto forte e molto importante visto che avete degli appoggi planetari fortissimi soprattutto sul Nettuno che adesso ospitate, quindi la vostra anima, la vostra psiche, la vostra voglia di essere creativi e artisti che oggi esplode. Magari fate attenzione a non travolgere troppo gli altri con i vostri entusiasmi, emozioni o sentimenti un po' fluttuanti. Hai una passione per i video documentari? Allora questa è la tua occasione. Antenna Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. È il 5 settembre del 2003 e Dino Meneghin è il primo giocatore di pallacanestro italiano a essere inserito nella prestigiosa Basketball Hall of Fame. Alto 2,04 m, giocava nel ruolo di centro. Ha inoltre ricoperto la carica di presidente della Federazione Italiana Pallacanestro dal 2008 al 2013. Ricordiamo di seguire una dieta sana e consumare frutta fresca, come una bella mela, regolarmente, poiché le mele sono ricche di nutrienti antiossidanti. Ah, non siamo nel momento del consiglio del giorno? Vabbè, in questo caso ne approfitto per dirvi che la versione inglese del celebre detto "una mela al giorno toglie il medico di torno" è "An apple a day keeps the doctor away".
Pensavate che avessi sbagliato, eh? Se volete rimanere aggiornati sulle nostre novità, iscrivetevi al canale YouTube Sicilia Play. Tommaso Campanella aveva un desiderio: studiare e conoscere. Divenuto frate domenicano, venne coinvolto in una strana congiura politico-religiosa per liberare la Calabria dal governo spagnolo. Durante il processo adottò una strategia audace: fingere di essere pazzo. Resistendo ad atroci torture, riuscì a convincere i giudici ed evitare così la pena di morte. Rimasto 27 anni in carcere, scrisse La città del sole, un dialogo in cui immaginava una società ideale, senza conflitti e proprietà privata, e con una religione naturale. Dopo essere stato rilasciato, divenne consigliere di Papa Urbano VIII e poi si rifugiò in Francia per sfuggire agli spagnoli. Ci salutiamo con la frase del giorno. Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai. Ci rivediamo domani con un nuovo episodio. Un saluto dalla vostra Naomi.